Fino a quando i genitori sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni e come si calcola il mantenimento? L'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della loro maggiore età. Tuttavia i genitori non sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni che non si attivano per raggiungere l'indipendenza economica. In altre parole, il figlio non deve abusare del diritto di essere mantenuto dai genitori oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Infatti, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si giustifica nei limiti in cui i figli proseguano un progetto educativo e di formazione per entrare nel mondo del lavoro. La ragione per cui di regola il mantenimento dei figli viene generalmente versato da un genitore all'altro risiede nel fatto che il genitore convivente sopporta tutte le spese ordinarie del nucleo familiare. È ben possibile che l'assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, ma perché ciò avvenga è necessario uno specifico provvedimento del tribunale. Ad esempio, se il figlio maggiorenne si allontana stabilmente dalla casa familiare, è possibile chiedere al tribunale di modificare il provvedimento che stabilisce il mantenimento e la sua corresponsione a favore dell'altro genitore. Secondo la giurisprudenza più recente, eventuali accordi tra i genitori e figli maggiorenni sul mantenimento non sono validi e devono sempre essere omologati nell'ambito di un apposito procedimento in tribunale o in sede di negoziazione assistita. Nel caso in cui il figlio maggiorenne si adoperi per trovare un'occupazione temporanea, ovvero non continuativa o persino in nero, il giudice deve indagare in concreto l'effettiva indipendenza economica del figlio per stabilire se e in che misura è ancora dovuto il mantenimento da parte dei genitori. Quanto alla quantificazione del mantenimento, in generale il giudice valuta sempre prioritariamente le esigenze dei figli e in secondo luogo le capacità economiche dei genitori e la loro capacità lavorativa. Ad esempio, anche se il genitore è disoccupato, è comunque dovuto il mantenimento al figlio non economicamente indipendente, salvo il caso in cui il genitore non dimostri un'assoluta incapacità di procurarsi un lavoro. Chiaramente, se il figlio è maggiorenne, il giudice dovrà anche valutare se la sua persistente dipendenza economica dai genitori sia giustificata da un progetto formativo ancora in corso o sia frutto della sua inerzia o indisponibilità al lavoro. Da ultimo, il figlio maggiorenne disoccupato o precario potrebbe non avere diritto al mantenimento, ma a una minor somma a titolo di alimenti, che viene riconosciuta in presenza di un effettivo stato di bisogno. Di recente la Cassazione si è occupata proprio di un caso in cui il figlio domandava gli alimenti ai genitori, in attesa di trovare un'occupazione dopo il conseguimento della laurea breve in informatica. In quel caso, tra l'altro, la Cassazione ha affermato che l'accertamento dell'impossibilità di una persona di provvedere al proprio sostentamento presuppone la verifica di possibili forme di previdenza sociale, come il reddito di cittadinanza, che potrebbero persino eliminare lo stato di bisogno. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.